tutti insieme a scuola qui non taglia stella è l'ora di Giuga. E l'ora non parla. Perché è l'ora di? Isabiantoni. Allora di Lemmi. Salve a tutti, sull'occhiere ritrovati tutte le sere in via Stella, parla insieme ai Sabiantoni e Mura giocare con due squadre, dunque come tutte le sere, cominciando per la squadra in De Pasqua, con Pierrick Nannini, Jean Colonna e Pascal Manca, salute! Salute, salute. Dunque, Pascal, voilà. Ma c'è Pierrick che ha parlato in De Pasqua. Sì, di una pizzeria snack oui. tenuta da Pasqua in Casa Mozza, nella comune di Luciana. Dunque è nata 3 anni fa, non aveva un camion Ibiza, con 2 famiglie l'aiutavano. E ora dunque di sul locale qui in Luciana e ci puoi trovare hamburger, pizze, pomi fritti, insalate, Ecco. tutto che volete. Bravi, allez, tu la gioca stasera contro una squadra di Viumorbu. Salutiamo a Marco-Antoine Renucci, Antoni Biancardini e Francesco Luciani, salute! Una squadra d'amici, Francesco? Ecco, amici di gioventù, di Sidelina. E allora? E allora siamo qui per portare a radio appena l'onore al nostro Rudione, o Viumorbu. Ah bah, Te ne vuoi? c'è appena divertito qui, eh? Appena. Bon, Con tu. vi comparete forse a Penuccia, no? Io Giocando dico. ai Sabiantoni. Forza. Allora, Viumorbu e... chi siete? Bastiaci dunque, eh? Guaci. Mica tutti. Mica tutti. Sapparemo da qui a poco, ma però a salutare io a me Sapientona, a me, Madame Patrizia Gattacega, mi piace. Saluto a tutti. Buonasera, tutta sarà la gioventù, chi ti è Ecco, giochiamo a raffica. Allora, a raffica so sei domande, è più o meno difficile. Ci vuole rispondere il più presto possibile e se rispondete bene, pigliate 20 punti, se vi sbagliate un perdete un'onda, ma un vinte un'onda non... Dunque, ma ci vuole rispondere all'infuria. Ecco, siamo pronti. Prima domanda. Quando una statua equestre si presenta con un cavallo con le 4 zampe in terra, chi significa? Difficile questo, eh? Quindi beh, puggiamo, no? Ho un'idea o no? No. Nulla? No? Non sappiamo anche io. Patrizia, la risposta chi è? Significa che il cavaliere è morto di morte naturale, della simbolica di statuaria così equestre. Dunque, quando vede un cavaliere, un cavallo che ha 2 zampe in l'aria, vale a dire che il cavaliere, il guerriero in generale, è morto combattendo, una zampa in l'aria di chi è morto il guerriero, il cavaliere da eseguire di esoveride e a 4 zampe in terra è morto in dosoletto normalmente. Un'altra domanda. Cerchiamo un gruppo corso che porta un nome ed un'arma di guerra. L'arcucci. L'arcucci, risposta buona. Quando usi un'arma di guerra si pensa a un'artiglieria, mitragliette, affari. L'arcucci. Che vuole dire l'arcucci? Arcugi, beh, vi spiegano anche gli L'arquebuse. un L'arquebuse. fucile anziano. Chi è l'attore? Qual è l'attore che giocava Madame Doubtfire al cinema? Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Volete parlare Marc-Antoine? Sì. Robin Williams. Risposta buona. Un'altra. Sono organizzate tutti gli anni in corti. Dall'autonomista agli indipendentisti a un mese da host, so. Giornata internazionale di corti. Abbiamo anche tempo di compiere la domanda. Oh. Risposta buona. Tutti gli anni.
dall'81 ai principi d'agosto normalmente. E adunisce d'altronde un'epoca di minorità e popoli che vengono altro. Cerchiamo un nome di una cantatrice francese. Dunque, ascoltate bene, ha avuto successo tamanto con Rue de la Paix, Adam, Yves e Larsen. Zazie. Zazie. Ah oui, c'est vrai. Zazie. Zazie, risposta una. Ah, c'est connu. C'ho le trois a seguito di un'espressione. Dunque, chi è a seguito di espressione che la duri? 100 anni. 100 anni. Che la duri 100 anni. E no, No. era troppo semplice, eh? Pane bianco e fighi maturi. Ecco. Che la duri, e anche fighi maduri. Allora, abbiamo cominciato pianamente bene, per Awa 0 punti, dai 80 punti, siete in testa per Awa. L'amico di Uviumo, volete sciaccamanà. E ora gioca a varia via. A varia via, dunque, una domanda e 3 possibilità per rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Dunque, ora cominciare ancora in De Pasqua. Ascoltate la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. Chi festival Fo Radio Comune è stato organizzato per la prima volta in Galleria in 2015? Allora, ci sono 3 proposte, dunque è un festival che si chiama Galleria Cooking Day, un festival di cucina, un altro che si chiama Galleria Biker Day, un festival di moto, Biker Bay, scusate, un festival di moto, e Galleria Fishing Day, un festival di pescatori. Come da risposta? Cooking Day, Biker Bay, La seconda. Fishing Day. I biker, festival di moto. Perché i pescatori no. No, io. Tenta radio, biker. Galleria, biker. Allora risposta. Tocca a noi. Chi significa l'anagramma piuttosto usigla? Chi significa usigla? Autant organisation. Alors, organisation du traité des armes nucléaires, organisation du traité de l'Atlantique Nord ou organisation des traités d'Afrique du Nord. La seconda. Atlantique Nord. La Vi seconda. ti manco il tempo di riflettere. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Risposta una. Un'organizzazione che fa alea tra militare, un'alea militare tra i differenti paesi d'Europa e che dal 1949 e che assoseglia e in Belgica Ecco. e in Bruxelles. Bravi, 20 punti. Ali. Di chi paese è il presidente Juan Manuel Santos quando ottenne il premio Nobel di pace in 2016? Era il presidente di... Allora, di Colombia, di Venezuela o di Spagna? Juan Manuel Santos, président de la Colombie, du Venezuela ou de l'Espagne? È facile. Di a Colombia. Colombia. Fatto qualcosa, Perché c'è stato un E- ragionamento e hanno pensato ai FARC, Colombia, le camicie bianche e tutto. Risposta una. Ecco, Abbiamo fatto negoziare a base con i FARC, dunque un'organizzazione militare. Ecco, avevano fatto una riunione tutti in camicie bianche. L'ultima domanda di Savaria Via. Qual era Niccolò Corso? Allora, Niccolò Corso era un pittore, un scrittore o un musicante? Niccolò, il peignait, il écrivait ou il jouait?
c'est Moschettore. No, pittore. Pittore, va, su te. Mettetevi da buon santo, allora che mi dite? Pittore. Pittore. Bien changé, risposta una. Nicolo Corso, chiamato Nicolo Lombarduccio, il Lombarduccio che è un pittore che forse noi non sappiamo mica che era corso, ma è nato in Bigo nel 1447 e è morto in Italia nel 1502 ed è considerato come un pittore dunque di rinascita e per tutto a 23 anni ha fatto studi, ha compie la sua formazione in Gerardio di un gruppo di pittori in Genova e d'altronde è assai conosciuto. Ecco, e Anthony che ha insistito, no, pittore, ha fatto bene. Bon, È un artista, questo concorso ha sempre ragione. potete È un preso artista. Ha sempre ragione. 120 punti siete in testa. Allez, Continuiamo, ma prima di continuare, io da salutare in un pubblico, sono assai numerosi. L'école de danse, Studio B de Bastilica, chante avec nous, on peut les saluer, merci. C'est de noi. Vi passate un buon momento con noi. Allez, giochiamo a trappola. A trappola, se rimane preparati dalle squadre, e provano di far cascare l'altra squadra in sa famosa trappola. Allora, avete preparato questa domanda qui? On veut la per cacheter. Allora, le spiegherete da qui, le spiegherete dopo. Sì. Allora, chi dia un nome di specialità sartinese fatta a Uvorno per i giorni di morti in cui un grocio passo, noce e una secca. Sono quanti morti? Sono le piège. No, c'est un piège. Ça. Santa trappola. specialità sartinese. Un sartinese. Sartinese. Dillo. Come un vero provacciole. Dillo. Allora, chi mi dice? Un pane di morti. Un pane di morti. Un pane esatto. Pane santo, pane di morti, Dimo no. No, dimo no. Che so? Sono i sciacci di morti. I sciacchi di morti. Allora, e perché si sono stato stunato? Perché beh, se avete sa- inteso? No, ma avete inteso? No, di a parola sartinese. E per questo che sono stunato, perché sono di Bastiglia e pongono una domanda non a Sartè. Dire una trappola, Bastiaccia, parlando di Sartè. Noi in paese facciamo le scacce. Ouais, on s'en sort bien, Jean, on s'en sort bien. Sento tutto, sento tutto. C'est... Oui. Moins bien, ouais. Moins bien. Aqui. A dico tanto un tanto, non è mica una trappola, è un pozzo. Quanto uomini sono stati arrestati in Aiegia di Isolaccio di Morbo nel 1808? Combien d'hommes furent arrêtés dans l'église d'Isolaccio di Morbo en 1808? Quelli è duro. Difficile. Una zapettina. Questi sono E una so. Mica... Fa sì, a so perché l'ha chiuso tu, ma se no, sono mica un sapientone, Conosco la storia, ma un numero esatto no, ma già i 108. 108. No, sei abbastanza lontano, 167, dunque. Più di 100. Tue parole non ta... Spiegate già appena su fatto. Io un passo abbastanza tragico di storia corsa, soprattutto in Novi Morbo. Hanno posto d'altronde radio un'epoca di lastre con tutti i nomi di deportati. C'è stato un fatto simile in radio in Neolo, dove c'è stato un'epoca di morti in uno. Ecco, ciò che posso dire. Avevano arrestati 167 dunque uomini da 15 a 80 anni, c'est passato 6 di giugno di 1808. Allora, 1808. 1808. 60 punti, buon dunque, 140, siete sempre in testa, bravi. Ma tocca a giocare a un sciapacapcio.
Allora, 4 sciapa a capo, 5 indizi. Se avete un'idea, il primo indizio, pigliate 60 punti. Bon, vi potete sbagliare, non cacciamo un'onda. Cerchiamo una personalità. Allora, Anche usato barretti e vide un soltanto in un mestiere ci piace pigliare quella di l'altri a vita. Dunque un soltanto anche usato barretti e vide, ma in un mestiere ci piace pigliare a vita l'altri. se avete un'idea, volete fare una proposta. E anche se vi sbagliate, no? No, per ora mica. No, Ale, continuiamo con un altro indizio. Sono nato in Bastiglia un giorno d'estate di 69. I miei parenti lavorano all'ospedale e qua là tutti i giorni magagne sopra magagne. A me tutto questo mi ha dato l'idea. Eric Fraticelli. Pidou. Eric Fraticelli, Pido, perché? Colpa di Magagna. Di Bastiaccio. Magagna. Bastiaccio, Lupinaccio, Magagna, Attore. 69 hanno calcolato. E dunque 50 punti, bravi. La sabia da un cuore, La mia da indovinata un cuore. Allora, stupido, arrivato. Abbiamo chi ha cominciato con il suo amico. A Zecca. Jacques Leporadi. Dunque è nato nel 69, Lubinaggio, ben inteso, e dopo si sono sciolti e poi lui ha continuato la sua carriera, la sicuramente mafiosa, dove lui giocava su personaggio che si chiamava la Gesù di Vigoli. Dunque ecco, ha giocato un parecchi film, Mission Sacrée, La French e anche in un film russo ha tenuto un ruolo in Napoleone. Donc on avait la carriera quantunque. Super production. E ha giocato teatro in Parigi. Ecco. Bella vita. Bon, bravi, bella tu, 50 punti dunque. E ora insieme a 190 punti per avere 7 cantoni, 60 punti. Quindi Pasqua, ma è una giocata quantunque a gatta cieca. Allora, abbiamo la giocata a gatta cieca. Ascoltiamo un po' di musica. Mettiamo il titolo e un nome di un cantatore o di un gruppo. Ascoltate, allora, qual è chi canta? Quando tu parli un tremere da tutto ognuno sa. Ça va, Antonio, on peut aller là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allora, Feli, quando tu vai? Feli, quando tu vai? Bravi! Picchiate subito che ti la trovate, ne sono sicuro. Picchiate subito, Hai capito? Picchiate subito. Moi je suis un Voilà. homme qui aime bien ce Ah, jeu. prenons juste la lettre. Qu'elle me nomme. Voilà. Faut pas appuyer avant de le savoir. Enfin. Allez, un altro ritaglio. Come spiega in primavera, come luna llena. C'est Julio Iglesias Et Primavera, je crois que ça s'appelle. no, prima era la cantata. No, mi ci vuole il titolo di Manuela. Julio Iglesias, dunque. La canzone di ma Il titolo di titolo di Manuela. sta canzone che Il si titolo chiama esatto, Manuela. Questa canzone che si chiama Manuela. Manuel. Ah, Manuele. Manuela, Julio Iglesias, bravi. Di sicuro, non te fai non la faccio mica questa qui. Se mi intende noi. Allez, un altro ritaglio. Bob Sinclair, Word On. Love Generation, no? Love Generation. Come avete detto? Bob Love, Sinclair. Bob Sinclair. Love, Love Generation. Love Generation.
perché io ho inteso un altro titolo. La Generation X. No, già risposta buona. Merci Marc-Antoine. Allez, ascoltiamo. Se voglio Non mais soy. Ah, Villetta, Je crois que c'est pas Padilla degli Impiegati. bravi. Un testo di Juan Teramurocchi. Ecco, bella risposta. Vuole il titolo di un'emissione di televisione. Dis. E allora, Les chiffres et des lettres. les chiffres et les lettres. Ça va, le compte est bon, allez. Bon. Sapientoni, si passa così. 110 punti quantunque, che bella prova ancora che ti acceda, ma erano inquieti, oh. Ciò le vince, ma adesso è difficile, ha un 200 punti quantunque, siete i nostri sapientoni, bravi. Allora, rigali per tutto il mondo. Cu Fnac Daihatsu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti nostrali di Charlantona. Ecco, i nostri sapientoni di stasera. Conta voi se voi volete giocare con noi, è semplice, andate in nostra rete sociale o allora andate in nostra sapientoni.tv, giochetti, poi essere che ti la vince un biglietto d'avione, si sa mica, e in tutti i casi provate di giocare con noi e poi sarete qui. Non trovato di Sapientoni, faccio parte di un pubblico, per esempio. A ringraziare Vittorio, voglio ringraziare tutto il pubblico di stasera e poi venite intesa a me, Patrizia, a me, sicuro, potete sciacamana. Grazie a voi, grazie a tutti. Basterà, per stasera, da qui una stonda, nanta France 3 Corsica, via Stella, l'informazione. Per conto nostro ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!